Questa è Europa. Voglio dire, se posso un attimo rispondere, sì, dai, dopo sentiamo anche... 2 anni fa, in questo periodo dell'anno, quando c'era Minniti, aveva iniziato cambiando radicalmente la politica dei governi precedenti. In Italia erano arrivati più o meno 70.000 migranti illegali, perché ci dimentichiamo sempre che sono immigrati illegali. 2 anni dopo, grazie alla politica dei porti chiusi iniziata da Minniti, quest'anno sono arrivate 7.000 circa migranti illegali. La minoranza sono arrivati attraverso le ONG e le navi della Guardia Costiera, le navi militari, la buona parte sono arrivati con i barchini, i barconi, eccetera, quelli cosiddetti sbarchi fantasma. I numeri dicono dove sta la parte della ragione. 70.000 nel 2017, c'era già stato il calo, 7.000 quest'anno, quindi negli ultimi 14 mesi col governo precedente, il cosiddetto giallo-verde, sono riusciti a bloccare i flussi dalla Libia. Sono però aumentati i flussi dalla Tunisia, sono aumentati i flussi dalla Turchia verso l'Italia, sono aumentati i flussi verso la Spagna. Questo sono i dati. Allora, se questi sono migranti illegali, noi dobbiamo capire... L'hai deciso tu che sono illegali? Sì, sono illegali. Ha detto sì, alla domanda l'hai deciso tu. Non l'ho deciso io che sono migranti illegali. Allora la questione... Dicono le normative internazionali, perché anche per chiedere asilo, non è che se tu parti dall'Etiopia hai il diritto di andare a chiedere asilo in Italia. Non c'è scritto da nessuna parte questa cosa. Anzi, la legge internazionale prevede che se tu parti dall'Etiopia devi andare nel primo paese confinante nel quale devi chiedere asilo. Non è che tu vai a inserirti e vai a pagare i trafficanti di esseri umani, le organizzazioni criminali. La tua parte politica in Europa non conta niente. Non si può, quindi faremo non discutete tra di voi, per cortesia. L'Europa è solidaristica, è accogliente, non è come dice lui. No, è come dico io, non è che così è come dico. Lasciamo la parola alla nostra rappresentante femminile di Più Europa, Alessandra Schiantoni. No, vi ringrazio. No, allora, secondo me la questione va impostata secondo un'altra prospettiva. Cioè non è che ci possiamo arrovellare intorno alla questione dei richiedenti asilo o meno, perché il Trattato di Dublino dice anche che, finisco, poi dopo lei replicherà se riterrà che quello che dico non è appropriato. Però come ho fatto io, ho sentito che stava attaccando. È stato lui. Vabbè, allora il problema qual è? È che geograficamente l'Italia, la Grecia e la Spagna sono maggiormente esposte, cioè il problema nasce da lì. Perché non è soltanto un problema di redistribuzione, perché l'Italia improvvisamente ha deciso che non se li vuole più tenere, perché anzi se dovessimo fare un calcolo in proporzione rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea ne abbiamo anche di meno. Il problema però qual è? È che geograficamente parlando siamo uno dei primi porti. Allora, il problema qual è? Che o si cambiano i trattati internazionali e allora possiamo decidere di tenere tutti i porti chiusi che vogliamo, non abbiamo nessun tipo di responsabilità, tanto abbiamo il decreto sicurezza bis, no, che ci tutela da ogni male, e se no, se grazie anche a Ursula e comunque anche alla presenza dell'Italia, è vero con Gentiloni che non c'entra niente con l'immigrazione, però si sta creando diciamo una situazione a livello europeo completamente diverso a quello di un mese fa. Poco tempo fa appunto la stessa Ursula von der Leyen diceva bisogna cercare di non considerare più l'Italia, la Grecia e la Spagna come se fossero come il problema dell'immigrazione fosse soltanto dell'Italia, invece bisognerebbe considerare che l'Italia e tutti i paesi che sono a sud dell'Europa fanno parte dell'Europa, quindi è un problema dell'Europa, quindi bisognerà capire come fare, cioè nel senso escludo i dati che sono stati appena citati del numero di immigranti che sembrerebbe essere stati appunto minori, in realtà è un falso mito, perché i dati vanno interpretati, perché se ne arrivano di meno è ovvio che
Ma secondariamente c'è un problema, vi siete dimenticati, io no, prima dell'estate c'è stato, adesso non mi ricordo se era a fine luglio, uno sbarco che ovviamente bloccati in mare per parecchi giorni, sono morti una quantità di persone, bambini e donne, questo non era mai successo negli anni precedenti nonostante ci fossero i porti aperti, quindi io non mi vanterei di questo, diciamo, primato. Quindi è sicuramente un problema non solo umanitario, ma è importante che l'Unione Europea sia più vicina ai singoli Stati dell'Unione Europea e si faccia carico dei problemi di tutti, perché altrimenti questo accordo c'è uno raggiunto scarico. a Malta, secondo lei, cioè è un passo avanti, vero? È un piccolo oppure, passo, no, c'è molto da fare. C'è ancora molto da fare, magari. A parte che non c'è nessun accordo, è una bozza di accordo, primo. È solamente una bozza di accordo. Secondo, non è cambiato assolutamente niente, perché a differenza di Salvini, che funzionava lo stesso tipo, aveva tentato di far funzionare lo stesso tipo di principio, cioè quando arrivavano le navi o le imbarcazioni delle ONG o come dicevo prima, della Guardia Costiera, prima di farli sbarcare chiedere ai partner europei di prendersi in carico alcuni di questi. In realtà nella sostanza non cambia niente, ma i nostri fratelli europei di fatto, e lo dimostrano quello che è successo in questi ultimi anni, nel 2015 avevamo 160.000 migranti e c'era stato l'accordo di ricollocamento. Quanti ne sono stati ricollocati di quei 160.000? Meno di 20.000. Certo, pochissimi. E così anche successivamente. Quindi voglio dire. Quanti ne ha ricollocati? Emanuele Compagno, anche le parole di Orban non le abbiamo, cioè appunto giustamente dicevi questa è Europa? Scusate, Orban fa una questione di principio. Perché dobbiamo essere noi a prendere queste cose, no? Giusto? Ma perché allora l'Italia se li deve prendere? Lui ha già fatto un muro con la Serbia, si sta unendo con le Austrie, vogliono fare un passaporto, cioè capisce che proprio... Come è andata lo sappiamo, ma vogliamo vedere lo schema, quanti soldi versa l'Europa e quanti ne prende, signor Orban? Se la regia ci aiuta con l'ultima grafica che aveva proposto. È quella che hanno appena tolto. Se non vuole stare in Europa, che se ne stia. No, quella dopo, quella successiva. Eccola qua. Eccola qua. Ce li teniamo in Europa. 800 milioni prende 4 miliardi. Con quei 3 miliardi. No? Allora, diciamo che un po' di logica esiste, perché se è solo per prendere e non dare nulla, allora noi abbiamo un problema, che era anche un vantaggio. Abbiamo fatto un impero romano perché Roma era in mezzo al Mediterraneo, Mare Nostrum, no? Adesso il Mare Nostrum si è rivoltato contro perché ci arrivano di tutto e di più. A parte il fatto che l'Europa deve non accettare o rifiutare i migranti, deve prendere il problema e risolverlo. Esatto. Perché siamo... E lo risolviamo aprendo i porti, aprendo l'accoglienza? No, io non vado in questione. No. Bisogna investire in Africa. I nostri telespettatori sanno già la linea che abbiamo. Allora, noi abbiamo distrutto l'Africa e l'ondata di ritorno dello tsunami che abbiamo fatto in Africa ci arriva addosso. Adesso dobbiamo in qualche maniera rimediare, perché prima abbiamo visto nella trasmissione precedente, abbiamo visto che un certo re del Belgio, Leopoldo II, Leopoldo ha fatto fuori quanti milioni? 15 milioni di belgi, di congolesi, no? E quelli che non ha ammazzato, scusate, quelli che non ha ammazzato, se non lavoravano gli tagliava la mano destra, così non impugnavano il macete, eccetera. Questi eravamo noi, cristiani, era in odore di santità. C'è stato un pelo che non lo facessero santo, aveva lasciato anche quei soldi che valeva la pena, insomma. Allora, adesso noi abbiamo ereditato le cavolate che hanno fatto i nostri genitori, i nostri avi, perché a Addis Abeba c'era un mio parente che è andato lì e poveretto ho scoperto dopo dei libri cosa aveva fatto, ma lui non me l'ha mai raccontato perché si vergognava. Il presidente della Somalia praticamente chiede ai fratelli italiani di tornare in Somalia. Lasci stare, quando sono state, mi scusi, lei si prenda dei buoni libri
quando sono state distrutte le scuole e i nostri militari erano analfabeti e ammazzavano gente istruita perché avevano scuole, questa è la situazione che noi abbiamo trovato in alcune zone, in particolare di Sabeba, diciamo che abbiamo distrutto la loro cultura, che poi non vale un tubo, è un'opinione, ma siccome era a terra loro, bisogna lasciarli con la loro cultura, che crescessero e tutto il resto. E mi scusi, in una settimana ammazzare 24.000 abitanti di una città. Qualche decennio che l'Africa è non credo che sia rimasto un buon segno nostro. Se poi qualcuno dice ma magari arrivassero gli italiani perché sai gay skei, su questo siamo d'accordo, ma non abbiamo portato civiltà. Il rischio è invece che la Cina stia portando tutte le sue attività lì e ci fotte alla grande. Se posso, oltre alle colpe storiche, che sicuramente ci sono, in qualche modo ho cercato di ricordarle anch'io, però indubbiamente dobbiamo cercare di andare oltre le colpe storiche. Io ricorderei 3 concetti. Il primo: se noi abbiamo aperto all'Ungheria, qualcuno diceva prima l'Ungheria dovrebbe ricordarlo che cosa porta a casa dall'Europa e cosa versa all'Europa. Però ritengo che anche questa operazione, quando l'Europa da 6 è passata a 9, poi a 12, 15 e poi ha deciso di aprire verso l'est, io non credo l'abbia fatto solo per buonismo, ma ritengo che sia interesse anche dell'Europa occidentale che l'Europa dell'Est progredisca, si apra un mercato e possa essere quindi utile all'Europa in generale, al di là di Est e Ovest. Dico questo per dire che se guardiamo verso l'Africa, io credo che dovremmo tenere in mente anche qualche dato demografico e qualche dato, come dire, ecologico. Quanti europei ci sono al mondo? Quant'è l'incidenza degli europei e quant'è l'incidenza degli africani? E quanti saranno gli europei fra 30 anni e quanti saranno gli africani fra 30 anni? Lasciamo che le cose vadano come vanno naturalmente o immaginiamo che anche questo non sia un tema, se non un problema da affrontare e da cercare di governare? Perfetto. L'altro aspetto è quello che in Africa, in qualche realtà, mi sembra di capire che il problema e l'acqua è sempre di meno e magari il deserto va anche avanti. Allora, cos'è questa distinzione tra migranti economici e migranti non economici? Ci sono migranti che se non si muovono, muoiono. E allora probabilmente, sicuramente non possiamo portarci noi in Italia tutti i problemi del mondo, perché saremmo sciocchi e alla fine saremo solo degli autolesionisti. Però, quantomeno, visto che siamo tra i paesi fondatori dell'Europa, all'interno dell'Europa dobbiamo cercare di favorire un cambio di approccio rispetto a quello che c'è stato fino all'altra mattina, perché anch'io credo che a Malta non siano stati risolti tutti i problemi, però magari qualche barlume di speranza di un approccio un po' diverso a Malta lo abbiamo visto, insomma, ecco. Certo è che l'Europa deve farsi carico, l'Italia può essere il front office di quelli che arrivano, ma dopo non può averli sul groppone solo l'Italia, quelli che arrivano. Come è stato detto, quelli che arrivano automaticamente devono essere smistati negli altri paesi e dopo gli altri paesi decideranno come gestirli, sempre però magari rispettando quelli che sono principi di diritti civili e via discorrendo. Insomma. Certo, Beh, ma sentiamo cosa ha detto il ministro Lamorgese dopo l'incontro appunto a Malta. Vediamo.